grazie per l'invito all'aeroporto. Come diceva Lucio, sono qui per raccontare un po' come l'evoluzione del mondo del lusso. Un mondo che sostanzialmente noi, come TTG Italia, con le nostre testate, l'agenzia di stampa e la fiera, seguiamo con grandissima attenzione perché è in corso una grande evoluzione. Come sapete c'è stata una spaccatura, non ve lo devo insegnare io, nel mondo del turismo, quindi c'è l'up level e c'è tutta una fascia sotto, si è persa un po' la fascia di mezzo. Il lusso è quello che ha avuto comunque negli ultimi anni un'esplosione più forte. Secondo gli ultimi dati, ed è una ricerca che è stata fatta nel corso del 2017, noi sappiamo che comprende attualmente un target di 17 milioni. Quindi un numero molto alto, di grande, alto spendente, che immagino che voi comunque una grossa fetta lo conoscete assolutamente bene, dove comunque sta cambiando anche quel settore, quindi bisogna cercare di stare al passo, quindi c'è molta più richiesta di unicità, esclusività dei servizi, non è più tutto legato solo alla bella camera di albergo. Mi diceva l'altro giorno il presidente di un grande gruppo in Italia, che è Gattinoni, che è una società che ha 1000 punti vendita sul mercato italiano, che sta cambiando nettamente anche per loro la clientela. Nessuno chiede più solo la bellezza della camera, ma chiedono, questo target chiede di avere qualcosa di unico, deve diventare tutta un'esperienza. Ecco perché bisogna costruirla in un certo modo. Tutto questo non è sicuramente semplice. I numeri sono quelli che poi alla fine interessano a tutti, no? E i numeri fanno la differenza. Noi lo vediamo perché giornalisticamente adesso siamo in fase di produzione con un numero di un giornale che è il TTG Luxury, dove c'è un'attenzione, ci rendiamo conto di, intervistando tutti i personaggi di mercato, vengono fuori tutta una serie di evoluzioni di questo trend. La spesa media si sta ampliando, quindi il mondo del lusso è sempre più, come dire, alto spendente, ed è diventato un modo per tanti per coccolarsi. Secondo appunto queste ricerche che vi dicevo prima, si sa che l'industria di alta gamma dovrebbe arrivare circa a fatturare 1,2 miliardi di dollari entro il 2022, dovrebbe essere, e con una crescita costante del 4-5% ogni anno. Però è un mercato che sostanzialmente non è un mercato, è un mercato che è sempre più esigente, costantemente. Per cui la struttura, come dicevo prima, il 5 Stelle non basta più, serve tutto il contorno, tutto quello che c'è intorno. Noi l'anno scorso, per la prima volta, la nostra società, la IEG Italian Exhibition Group, ha prodotto l'Industry Vision, cioè abbiamo fatto una ricerca sui trend di consumo e è venuto fuori appunto che il feel unique per il lusso, quindi si parla di una iperpersonalizzazione, una cura del dettaglio. Sempre di più questo sarà un filone per il prossimo anno ed è una grandissima sfida per gli operatori, cioè perché tutti vorranno sempre di più il viaggio tagliato su misura, per cui servizi alla carte e tempi, come vogliamo, flessibili. Diventa tutto estremamente più, come dire, personalizzato e sostanzialmente questa è una grande sfida per gli operatori. Per una regione come questa, dove comunque per alcuni aspetti è nata una certa parte di quello di cui stiamo parlando, del lusso, quindi sarà importante dover seguire queste ricerche, soprattutto questo trend che sempre di più si imporrà sul mercato. Per parlarne di questo, di discutere, noi aspettavamo l'assessore, ma diceva prima Lucio che arriverà perché avevo delle domande giusto per capire come stare al passo con il lusso, perché comunque al di là delle altre regioni italiane, gli altri paesi
stanno facendo tantissimo e quindi è importante che anche la regione Sardegna si adatti. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.